Non sta scritto da nessuna parte che nel momento in cui i privati non inizino con l'intervento edilizio noi si debba arrivare per forza all'acquisto dell'area Italgas. Quindi, tradotto, se l'intervento immobiliare parte, ci toccherà comprarci un'area, l'ex Italgas, nella quale realizzare un parco con divieto di sosta, 1.300.000 euro, 200 euro al metro quadro, manco fossimo di fronte a un parco imperiale. In realtà sul costo dell'operazione l'assessore Munari scarica le responsabilità e le rifila all'amministrazione, allora guidata da Stefano Cimatti. Il costo dell'area è stato stabilito da una perizia dello studio Mesa che ha aiutato il Comune a stendere l'accordo ancora nel 2012-2013, per cui stiamo parlando della perizia di quegli anni, nulla è cambiato da quel momento e il motivo per cui è necessario trovare uno stanziamento di bilancio è per poter arrivare alla firma della convenzione. Resta il fatto che se tutto dovesse andare come previsto finiremo per avere un parco nel quale, per ragioni di sicurezza, non sarà possibile sostare più di 8 ore. L'area è bonificata per i 2/3 con certificato di avvenuta bonifica, per il terzo mancante e i lavori dovrebbero iniziare a breve, nel senso che il progetto di bonifica approvava anche i termini entro i quali la bonifica doveva avvenire e si tratta di questi mesi, per cui credo che vedremo presto all'opera Italgas sulla bonifica dell'ultima parte di area. Una bonifica certo, ma che limiterà solo parzialmente l'insalubrità del luogo e allora c'è da chiedersi, ne vale davvero la pena?